Conferenza stampa in curia con l'Ordine degli Architetti di Agrigento. Intervento della Polizia Provinciale a Licata. Suscita polemiche l'iniziativa di ospitare al festival il presidente dell'Ucraina. Panoramica sulla domenica calcistica. Buongiorno da TVA Notizie. L'Ordine degli Architetti incontra l'Arcivescovo di Agrigento per parlare sullo stato di salute delle chiese. Il servizio di apertura di Arturo Cantella. La collaborazione tra l'Ordine degli Architetti e l'Arcidiocesi di Agrigento è una collaborazione costante. Prima di tutto nasce con la collaborazione con tutti gli iscritti all'Ordine degli Architetti, perché sono i primi che possono e devono intervenire nella tutela, nella manutenzione, accompagnando i parroci per tutte le chiese che sono sottoposte al vincolo. Poi c'è la collaborazione ufficiale, quella istituzionale, tra l'Ordine degli Architetti e l'Ufficio Beni Culturali con l'Arcidiocesi di Agrigento, che mira a un'analisi più ampia di quello che è il patrimonio del territorio. Il progetto Monumentiamo si inserisce proprio in questa collaborazione. Sono state selezionate alcune chiese sulle quali sono state fatte dei rilievi e i risultati hanno permesso di poter valutare quali sono le criticità insistenti su alcuni edifici di culto. Questo rilievo già ci potrà servire per una programmazione immediata che possiamo fare per gli interventi sul territorio, ma speriamo anche di poter acquisire il modello, poterlo proiettare su tutta la provincia e tutta la diocesi e attraverso anche qualche progetto un po' più ampio verificare la vulnerabilità sismica del nostro patrimonio ecclesiastico. Quindi una collaborazione che ha portato già il suo primo risultato con i dati che vengono consegnati e che speriamo poter ampliare ancora nel futuro. Il monumento più impegnativo e più costoso monitorizzato qual è stato? Dai risultati, quando meno quello che potrà essere e quello che può essere immediatamente attenzionato, è la chiesa di Sant'Alfonso, che sorge proprio sul colle che in questo momento è attenzionato dai lavori, e quindi a completamento dei lavori, ma già in una fase progettuale, bisogna, e già stiamo pensando, alcuni interventi immediati da poter fare, visto che c'è un risultato chiaro che emerge fuori dal progetto Monumentiamo. Ecco, quanti sono i progetti che avete monitorizzato come numero? Sono stati 18 progetti, cioè 18 chiese, e naturalmente ognuna ha presentato una criticità differente in base al posto di ubicazione nel territorio della nostra città di Agrigento. Ah, solo ad Agrigento? Sì, per ora solo ad Agrigento, speriamo di poter ampliare il progetto per la provincia e la diocesi naturalmente. Tanto siamo lieti di offrire ancora una volta il nostro contributo tecnico-scientifico alla collettività grazie a questo interessante progetto portato avanti per il grande rapporto di collaborazione tra il nostro ordine e l'Arcidiocesi, con l'obiettivo di creare una sorta di banca dati informatica sulle condizioni di vulnerabilità sismica dei beni culturali ecclesiastici ricadenti sul territorio della città dei Templi. Devo dire che dai dati rilevati risulta che tutto sommato questo patrimonio ecclesiastico non sta male dal punto di vista strutturale, è in discreta salute. È ovvio che ci sono stati alcuni monumenti dove abbiamo rilevato indici di vulnerabilità sismica più forti, più notevoli, seppure sempre moderati, come la chiesa di Sant'Alfonso, che è proprio sulla faglia, quindi sulla collina, la parte un po' delicata, e la chiesa di Santa Maria degli Angeli. Devo dire che per queste chiese sono state anche suggerite nelle schede degli interventi di consolidamento di alcuni elementi strutturali. Il nostro obiettivo chiaramente è quello che Monumentiamo assurga a un progetto pilota che possa costituire da riferimento per tutti i comuni, per l'amministrazione comunale della provincia, affinché possano costituire una propria banca dati sulla vulnerabilità sismica dei beni culturali che ricadono nei centri storici, nella consapevolezza che con i beni culturali e con i centri storici noi andiamo a conservare le nostre radici culturali delle nostre comunità.
Vorrei ringraziare l'Arcivescovo Monsignor Alessandro Damiano e Don Giuseppe Pontillo per la grande disponibilità e per la sensibilità mostrata sul tema, e così come vorrei ringraziare i volontari di Protezione Civile dell'Ordine che, ben coordinati dall'architetto Giuseppe Vita, hanno svolto un lavoro davvero lodevole. Una grande attenzione a questo territorio e a questo patrimonio. Due parole. Un servizio importante per la prevenzione e la custodia di questo patrimonio, ma anche la promozione dello stesso territorio, dei beni culturali che contiene questo territorio, che diventa volano per le altre istituzioni, diventa volano per il turismo e, ripeto, per la cura. Prospetti, campanili, cupole, quadri, tutta l'Italia ha un patrimonio immenso. Dice, ma l'Italia quanti musei ha? Uno, inizia dalle Alpi e finisce in Sicilia. Il Dipartimento di Protezione Civile dell'Ordine degli Architetti ha preparato degli architetti per la compilazione di queste schede di monitoraggio di questi monumenti ecclesiastici. La cosa più importante è stata, oltre a quello che ha detto prima il Presidente, cioè sul monitoraggio sui sistemi sismici della Chiesa, è stato quello, abbiamo cercato di fare anche una specie di catalogazione di tutti i beni mobili che ci sono all'interno delle chiese, in maniera tale che in caso di un intervento, chi ha la possibilità di avere questa scheda ha subito la cognizione di avere quanti quadri ci sono in quella chiesa, quante statue ci sono, quanti metri quadri di affreschi ci sono, in modo tale che possano partire con già una preparazione adeguata a recuperare questi beni mobili che sono la nostra storia e la nostra tradizione. È stata un'iniziativa molto interessante, innanzitutto per approfondire e conoscere i miei beni culturali, quelli della mia città, e poter dare il mio contributo per la tutela di questi importanti monumenti che ci circondano e a volte ci dimentichiamo che esistono. Sono tanti monumenti che ha la città, no? Esattamente, la città ha una lunga storia e racchiude tesori in ogni dove. Una discarica sequestrata a Licata dalla polizia provinciale. Vediamo. Prosegue l'azione repressiva del Corpo di Polizia Provinciale di Agrigento contro il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti lungo le strade provinciali. Tale attività, fortemente voluta dal libero consorzio comunale e disposta dal dirigente del servizio Pietro Amorosia, intende imprimere una forte azione di legalità nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia ambientale. In particolare nel territorio di Licata è stata sequestrata una vasta area di circa 1700 metri quadrati limitrofa a una strada comunale dove era depositata una grossa quantità di rifiuti speciali, anche pericolosi, abbandonata sul suolo ad opera di ignoti soggetti. Il sequestro è avvenuto nell'ambito dei quotidiani servizi di pattugliamento del territorio, finalizzato alla prevenzione e alla repressione di eventuali reati ambientali. Oltre alla presenza di rifiuti domestici, di materiali inerti provenienti dalla demolizione di fabbricati, di pneumatici, mobili dismessi, gli agenti hanno rinvenuto abbondanza di manufatti in Eternit, pericoloso e nocivo alla salute dei cittadini, il tutto a poche centinaia di metri dalle abitazioni dell'area posta sotto sequestro. Sono scattati immediatamente i controlli, gli accertamenti da parte del nucleo di polizia giudiziaria del Corpo per individuare e punire i responsabili dei gravi reati ambientali accertati. Il commissario straordinario evidenzia il servizio svolto dalla Polizia Provinciale contro il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, le cui ripercussioni economiche per le operazioni di bonifica dei siti inquinati ricadono sull'intera collettività. Ancora transenne e scavi in Viale Emporium al villaggio Peruzzo, lavori che sembrano non finire mai e che di giorno in giorno creano problemi alla circolazione, ma soprattutto pericolo di incidenti per colpa di automobilisti indisciplinati
che non si curano della segnaletica, come mostrano le immagini riprese da un automobilista di passaggio che ci ha inviato il video, che non ha bisogno di ulteriori commenti, ma che serve comunque a sollecitare il Comune ad intervenire regolamentando meglio il traffico nella zona. In occasione della giornata della memoria celebrata ieri, la Guelsi, la società di produzione di Angelisa Castronovo e Tonino Moscat, ha realizzato dei matinee con la proiezione del film Bocche inutili in diverse sale d'Italia, compresa Agrigento. Bocche inutili è stato prodotto dalla Guelsi nel 2022 e ad Agrigento al Cinema Wiener ha riscosso un grande successo di pubblico che ha apprezzato anche la presenza in sala dell'attrice protagonista principale. Angelisa Castronovo, che svolge la professione di avvocato, parla di lavoro di squadra quando le chiedono del film e di una grande conquista per essere riusciti a realizzare la pellicola nei luoghi che vengono proposti agli spettatori. Sulla presenza di Zelensky al prossimo Festival di Sanremo sono molti i contrari. E Bruno Vespa, che è stato l'autore dell'iniziativa, dice che sono polemiche inutili. Lello Cassesa. La notizia della presenza di Zelensky alla serata finale di Sanremo ha acceso i riflettori di politici ed intellettuali divisi sulla decisione dei vertici RAI. Una scelta che ad oggi è confermata dall'azienda pubblica, ma che raccoglie diverse opinioni di maggioranza ed opposizione divergenti, oltre che di intellettuali e personaggi vari. Un profilo leggero da parte del partito della Meloni, che tenta di spegnere le polemiche anche se i dirigenti RAI non esprimono alcun commento in considerazione dell'imminente consiglio di amministrazione dei prossimi giorni, probabilmente già lunedì. Bruno Vespa rilancia e difende la scelta, con il desiderio del presidente ucraino di intervenire a Sanremo, e dichiara: «Non capisco francamente tutto questo». Al festival hanno partecipato alte personalità della politica internazionale e sono stati trattati tutti i temi sociali. Zelensky è stato ospite al Festival di Cannes, Venezia, oltre che al Golden Globe in America, e mi spiace questo malanimo nei confronti di un uomo che si sta battendo con straordinario coraggio per salvare la libertà del proprio popolo. Tutto resta confermato. Il videomessaggio registrato di un paio di minuti dovrebbe andare in onda nella serata finale di sabato dopo la gara, ma prima dell'esibizione dei 5 cantanti che entreranno nella shortlist, quindi in tarda serata. Non credo francamente che sia così necessario che il presidente Zelensky sia in un contesto leggero come quello di Sanremo, commenta Giuseppe Conte dei 5 Stelle. Se invece deve diventare la spettacolarizzazione della guerra, non è proprio il caso, sostiene Stefano Bonaccini, candidato alla guida del Partito Democratico. Critico anche Carlo Calenda, che dice: «Ci sono pochi dubbi sulla nostra linea di sostegno all'Ucraina. Ritengo tuttavia un errore combinare un evento musicale con il messaggio del presidente di un paese in guerra. Favorevoli invece alcuni esponenti del Partito Democratico come Matteo Orfini e Alessandra Moretti, oltre al presidente della Liguria Giovanni Toti». L'associazione utenti dei servizi radiotelevisivi ha presentato intanto una diffida alla RAI in cui si chiede di non consentire la partecipazione del leader ucraino perché l'Ariston non può diventare palco per propaganda politica. E adesso un servizio sull'arresto di Matteo Messina Denaro. C'è il servizio di Margherita Truppiano. In quanti in 30 lunghi anni possono avere coperto l'identità di Matteo Messina Denaro e fornirgli l'opportunità di avere sempre nuovi documenti? Se lo chiedono in queste ore gli inquirenti, dopo che hanno trovato in uno dei covi del boss modelli precompilati, nomi, foto, non si sa ancora se rubati o dati in prestito per consentirgli di poter girare in lungo e largo l'Italia, rivolgersi a strutture sanitarie per visite e cure, ma anche concludere
chiudere affari. Lo lascia intendere anche lo storico Giuseppe Marino, che in una intervista spiega che negli anni '80 la Primula Rossa frequentava le feste della Palermo Bene, a cui partecipavano studenti di medicina poi diventati professionisti, e afferma che i latitanti devono il loro successo molto più a certe interessate e potenti protezioni che alle loro personali capacità di eludere la legge e di sottrarsi all'azione repressiva dello Stato. Dunque, approfondendo il tema della rete dei fiancheggiatori, assumono rilevanza le dichiarazioni rilasciate in un'altra intervista alla 7 da Giuliano Di Bernardo, gran maestro del Grande Oriente d'Italia, dimessosi dalla carica dopo aver riunito i vertici della massoneria siciliana e dopo che soprattutto dal trapanese gli erano trapelate infiltrazioni mafiose all'interno delle logge. Una rete di fiancheggiatori che non avrebbe neanche risparmiato le forze dell'ordine. Anche in questo caso si è venuti a conoscenza di un inquietante particolare rivelato dai carabinieri che gravitavano nelle zone nelle quali si muoveva Matteo Messina Denaro. Le sue prime segnalazioni a Torretta Granitola risalgono al 2010 e appare quantomeno improbabile che in tutti questi anni di latitanza non abbia mai incrociato nessun tutore delle forze dell'ordine. Appare ancor più strano se si considera che uno dei suoi covi si trovava a 95 metri da un bar nel quale venne installata una telecamera utilizzata nell'ambito delle indagini finalizzate all'arresto di un boss locale avvenuto poi 3 mesi dopo il suo trasferimento in vicolo San Vito. Una telecamera che, seppur a soli 95 metri dalla sua abitazione, non lo ha mai ripreso in entrata, in uscita o passaggio da quelle parti. Ma c'è altro. Nel 2021 una dichiarazione che viene dai carabinieri parla di una segnalazione partita dagli stessi e rimasta lettera morta sulla possibile presenza di Matteo Messina Denaro a Campobello. La cattura del superboss Matteo Messina Denaro apre prospettive investigative potenzialmente straordinarie. E se da un lato scaldano il cuore le manifestazioni di giubilo per l'operato dei carabinieri, dall'altro è triste constatare che permangono sacche più o meno ampie di indifferenza e disinteresse. Sono queste le parole del presidente della Corte d'Appello di Palermo, Matteo Frasca, nella relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario targato 2023. Il magistrato nel documento non manca di soffermarsi sui temi scottanti legati all'ennesima riforma della giustizia, intercettazioni e separazione delle carriere per esempio, discostandosi con argomenti e dati dalla linea del governo. Secondo Frasca occorre non arretrare minimamente nell'azione di contrasto alla criminalità mafiosa, che per quanto duramente colpita nella sua struttura non può certamente ancora ritenersi sconfitta, conservando un radicamento rilevante nel territorio e nel tessuto economico-sociale, la cui erosione è lenta e soprattutto difficile. L'arresto di Messina Denaro, come già in passato avvenuto con altre figure di vertice di Cosa Nostra, costituisce, scrive ancora il magistrato, senza dubbio un momento di grande importanza, sia perché probabilmente completa una lunga e difficile operazione di smantellamento dell'organizzazione, sia perché apre prospettive investigative davvero straordinarie. Nella sua relazione il presidente della Corte d'Appello non nega però l'altra faccia della medaglia. È triste constatare che accanto a queste manifestazioni che richiamano il fresco profumo di libertà di cui parlava lo stesso Paolo Borsellino, persistano ancora sacche più o meno grandi di indifferenza, di grande disinteresse, se non di dissenso, e che impongono di non indulgere a facili e pericolosi trionfalismi. L'inquietante rete di protezione a diversi livelli di cui ha beneficiato il superlatitante, senza la quale non avrebbe potuto sottrarsi per così lungo tempo alla cattura, pone seri interrogativi ed apre scenari per certi versi inesplorati sul grado di penetrazione di Cosa Nostra nel tessuto sociale ed istituzionale.
Richiama poi l'importanza di tutta la legislazione antimafia sviluppata in Italia, che è un modello a livello oramai mondiale. Il nostro paese, grazie anche all'impegno, al sacrificio anche estremo di tanti esponenti delle istituzioni, è approdato ad una legislazione antimafia di altissimo livello, risalente nel tempo e progressivamente affinata, e che costituisce una solida cassetta degli attrezzi per un'efficace azione di contrasto alla criminalità organizzata. Frasca sottolinea poi che in un paese civile il funzionamento della giustizia è essenziale, chiede un rafforzamento degli organici, perché se si rende impossibile l'efficace funzionamento della giustizia non solo nel settore penale ma anche nel settore civile, in realtà come quella di Palermo si creano tutte le condizioni per un pericolosissimo rafforzamento di Cosa Nostra. Il comparto della giustizia penale è la carta d'identità di uno Stato e della visione del suo rapporto con il cittadino, dice ancora il magistrato. Ma la proliferazione delle norme penali non ha giovato e non giova alla sicurezza autentica, non ha giovato e non giova all'auspicata semplificazione. Sull'ipotesi, più volte formulata dal ministro della giustizia Carlo Nordio, di limitare l'uso delle intercettazioni, Frasca afferma che si finirebbe per depotenziare un mezzo di ricerca della prova che si è rivelato indispensabile ed insostituibile. Il ministro della giustizia ha affermato che i mafiosi non parlano al telefono. Questo può essere vero solo con riferimento alle tradizionali forme di comunicazione telematica, dice Frasca. È indispensabile fare ricorso alla tecnologia, la cui inevitabile invasività è bilanciata dai rigorosi limiti di ammissibilità di ricorso alle intercettazioni e dalle cautele imposte in diversi momenti della normativa vigente, che probabilmente costituisce il punto di equilibrio più avanzato tra efficienza e garanzia. Per garantire la sicurezza nelle stazioni ferroviarie, al lavoro la polizia ferroviaria in tutta la Sicilia. Arturo Cantella. Prima giornata dell'anno relativa all'operazione Stazione Sicura nella nostra Sicilia. 514 le persone controllate, 142 i bagagli ispezionati, 108 gli agenti impegnati in 66 scali ferroviari della Sicilia. Questi risultati conseguiti dal compartimento Polizia Ferroviaria per la Sicilia durante la prima giornata dell'anno dedicata alle stazioni sicure, organizzata a livello nazionale dal servizio della Polizia Ferroviaria nella giornata di ieri. Gli operatori della Polfer, anche con l'ausilio delle unità cinofile antidroga e antiesplosivo delle questure di Palermo e Catania, hanno effettuato controlli straordinari nei maggiori scali ferroviari della regione, sui treni e in deposito bagagli, al fine di incrementare il livello sicurezza in ambito ferroviario. L'operazione si è svolta sotto il coordinamento della sala operativa della Polfer, che ha dislocato le pattuglie equipaggiate con i metal detector, i palmari, in base al flusso dei passeggeri in transito verso le aree maggiormente sensibili. A Messina gli agenti durante i controlli hanno rinvenuto e sequestrato per mancanza di assicurazione una vettura parcheggiata senza l'autorizzazione in un'area all'interno di una stazione ferroviaria. È possibile presentare istanza per scrivere i bambini da 0 a 3 anni presso l'asilo nido comunale Gianguarna a Cammarata. Le istanze devono essere presentate entro il 10 febbraio. Per informazioni si può chiamare l'ufficio servizi sociali del comune di Cammarata. Caro bollette, cosa c'è di nuovo? Vediamo con Lello Casesa. Il governo è pronto all'adozione di un decreto legge contro il caro bollette, prezzi calmierati e sconti a chi consuma di meno. Il governo Meloni continuerà a sostenere le famiglie e le imprese, ma diversamente da quello che è stato fatto finora. Il metodo si baserà su tariffe calmierate fino ad un certo livello di prezzo del gas, oltre il quale spetterà all'esecutivo intervenire per coprire la differenza in modo che non pesi sui bilanci dei cittadini e delle aziende. Lo ha dichiarato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Contrariamente a quanto avvenuto finora,
Non ci saranno interventi diretti sulle tariffe come la riduzione degli oneri di sistema dell'IVA, ma meccanismi più efficienti e più flessibili rispetto all'andamento dei consumi, che orientino le famiglie e premino i comportamenti virtuosi, cioè chi consuma di meno. Il costo della bolletta dunque sarà diviso in due, una parte pari al 75-80% del totale sarà calmierata dallo Stato, l'altra parte, pari al 25-30% del costo totale, si pagherà a prezzo di mercato. La misura sarà già pronta entro la fine di marzo e con ogni probabilità sarà un decreto legge a sancire il passaggio al nuovo schema. C'è anche un problema di risorse ed è per questo che tale schema, già presente in Germania, potrà essere applicato solo se il prezzo del gas sarà inferiore ad un valore che al momento è stato fissato a 60 euro per megawattora. Al via il progetto Oltre l'ostacolo del Comune di Realmonte. Arturo Cantella. Il Comune di Realmonte ha avviato il progetto Oltre l'ostacolo, realizzato in partenariato con la SD Ligorocano di Agrigento e finalizzato all'avvio di laboratori sperimentali che permettono ai giovani del comprensorio del Comune realmontino ed è rivolto ai giovani di età compresa fra i 14 e i 30 anni, allo scopo di sperimentare percorsi di partecipazione attiva alla vita culturale e sociale in seno alla comunità al fine di rafforzare l'autonomia e la creatività personale, stimolare la condivisione e lo scambio di idee per diventare parte attiva dei processi di crescita e decisionali del territorio. Il progetto ha la durata di 12 mesi, è finanziato con risorse del Fondo per le politiche giovanili 2019-2020 dal Dipartimento regionale della famiglia, attraverso il connubio sport, cultura e partecipazione alla base dell'idea progettuale. I giovani possono accrescere le loro competenze trasversali, potenziare la loro capacità di adattamento, di confronto critico, rafforzare le motivazioni personali, acquisire la consapevolezza dell'importanza di essere cittadini attivi, autonomi e consapevoli. I laboratori saranno realizzati insieme ai giovani che diventano protagonisti attivi delle azioni progettuali e includeranno eventi sportivi, sociali e culturali, grazie ai quali potranno sperimentare sul campo le abilità personali, le idee, le aspirazioni, le competenze acquisite, le conoscenze proprie. Sono molto soddisfatta per questo ulteriore obiettivo raggiunto, dichiara il sindaco Santino Lattuca. I laboratori sperimentali consentiranno così ai giovani di Realmonte di età fra i 14 e i 30 anni di avere un ruolo attivo nell'ambito delle attività culturali che verranno programmate. Continua Lattuca, grazie a un impegno proposto in collaborazione con l'Associazione Ligorocano di Agrigento in virtù di un protocollo d'intesa finanziato dall'assessorato regionale. Mettere al centro i ragazzi con i valori della bellezza, della cultura, della legalità e del rispetto dell'ambiente per noi significa costruire, conclude il sindaco di Realmonte, un futuro migliore. È stato molto seguito ieri lo speciale di TVA Notizie Sì Agrigento, capitale della cultura 2025. La replica dello speciale andrà in onda oggi alle 16 e domani alle 10:40 e a mezzanotte. Oggi una trasmissione speciale di TVA dedicata ad Agrigento, capitale della cultura 2025. Ne parliamo con i nostri ospiti studio, ve li presento. Alla mia sinistra il sindaco della città Francesco Miccichè. Buonasera. Buonasera. Il direttore dell'Eco Università, nonché comitato promotore di Agrigento, capitale della cultura, Nenè Mangiacavallo. Buonasera. L'assessore alla cultura Costantino Giulla. Buonasera. E per finire Margherita Orlando dell'associazione che ha curato il dossier Associazione Nemo, che ci darà qualche notizia in più. Grazie per aver accettato il nostro invito. Mi sembrava giusto in questo momento in cui la città vive questo traguardo, questo primo traguardo che ci siamo Agrigento, insomma, si è classificata tra le prime 10, per cui il 20 marzo ci sarà l'audizione al Ministero, per cui diciamo un traguardo importante che premia anche il lavoro di queste persone che sono qui ospiti a TVA, ma di tante altre persone, collaboratori, associazioni, comuni che hanno deciso di sposare il progetto, ma diciamo ne parliamo meglio con il sindaco. Circa un anno e mezzo fa
ci siamo riuniti con il mio assessore, con il presidente dell'EUCA qui accanto a me, l'onorevole Nenè Mangiacavallo, anche con i progettisti. In questo caso c'è la dottoressa Orlando che ci è stata sempre a fianco sin dall'inizio, e quindi abbiamo proprio sposato questa causa, quella di cavalcare di nuovo questo progetto e candidare Agrigento a capitale italiana della cultura. Un progetto ambizioso, importantissimo per la nostra città, capite bene cosa vuol dire il raggiungimento di questo obiettivo. Agrigento peraltro, come dico io, ha 2600 anni di storia, ha tutte le carte in regola, ha un bagaglio culturale, architettonico, archeologico e turistico non indifferente. Peraltro voglio anche anticipare qui, abbiamo istituito mesi fa anche la Costa del Mito che è la costa che sono 150 km di costa che vanno da Selinunte a Gela, quindi abbiamo inglobato anche altre due province, quella di Trapani e quella di Caltanissetta, perché più grandi si è, più uniti si è, più forti si è. Abbiamo inglobato anche nel nostro progetto la provincia di Agrigento, quindi dalla costa ai centri storici, ai borghi siciliani, quindi abbiamo cercato di sposare un po' tutte le caratteristiche culturali della nostra provincia e quindi spero che questo ci possa premiare. Nenè, prego. Io devo esprimere soddisfazione per questo risultato che desidererei sottolineare per l'ennesima volta non rappresenta il traguardo di questo cammino faticoso che abbiamo percorso fino ad oggi. È una tappa importante, ma è pur sempre una tappa. Ci aspetta un altro importante impegno, ne abbiamo ripetutamente parlato anche in termini organizzativi, con il sindaco, con l'assessore, con i progettisti. Ci aspetta un impegno particolarmente rilevante che è quello dell'audizione, perché la seconda fase, che poi sarà quella determinante, sarà il 20 di marzo, cioè con un'audizione che si svolgerà presso il Ministero della Cultura. Avremo un'ora di tempo a disposizione, mezz'ora per presentare quello che noi vorremmo ad integrazione del ricco dossier che già era stato presentato, e un'altra mezz'ora a disposizione dei giurati che rivolgeranno delle domande per capire meglio qual è il significato, qual è la prospettiva, quali sono gli aspetti peculiari di questo progetto. E a proposito degli aspetti peculiari, io desidererei sottolineare alcuni punti di forza che a mio avviso hanno giocato un ruolo importante nel permettere ad Agrigento di entrare a testa alta fra le finaliste. Il punto più importante è che non è Agrigento soltanto che si candida, nonostante le sue meravigliose ricchezze, nonostante i suoi 2600 anni di storia, nonostante tutti i punti qualificanti di una civiltà agrigentina che è patrimonio del mondo e non solo il parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, abbiamo ritenuto di coinvolgere tutto il territorio della provincia e quindi mettere a frutto tutte quelle potenzialità, tutte quelle bellezze, tutte quelle peculiarità di un territorio vastissimo che si candida con Agrigento autorevolmente a conquistare questo titolo, che sarebbe un riconoscimento meritato non solo per la storia, per Agrigento e la provincia, assegnando pure un ruolo estremamente importante a quella che è la vera porta del Mediterraneo e che fa parte della provincia di Agrigento. Abbiamo fatto tanta strada e qualche volta siamo pure caduti. Ora alzati, Peppe. Corre! Corre, Peppe! Corre, Peppe! Corre! Open Day all'Istituto Niccolò Gallo di Agrigento. Vediamo. Open Day all'Istituto Gallo, gli ultimi giorni per iscriversi con una opportunità diversa e tante offerte, istituti professionali ma anche indirizzo tecnico e serale. Preside. Sì, oggi è un'altra giornata di Open Day. Abbiamo avuto un notevole afflusso di ragazzini e genitori che sono venuti a vedere la scuola. La scuola, come diceva giustamente lei, ha l'istituto professionale con l'enogastronomico, cioè la vecchia scuola alberghiera, con accoglienza turistica, sale vendita e anche proprio per far uscire dei cuochi. Poi l'istituto Brunelleschi che
diciamo Vanda è un'antica storia dove abbiamo 3 indirizzi all'interno dell'ex Brunelleschi, quali l'agrario, che è molto importante per i nostri giovani e per la nostra Sicilia. Molti ragazzi che escono trovano subito lavoro, il geometra e la meccanica e la meccatronica, quindi abbiamo un ventaglio di indirizzi e il ragazzino può scegliere da tutti questi indirizzi che abbiamo. Non dimentichiamoci del nautico, il nautico a Porto Empedocle e il nautico ad Agrigento, già ragazzini che hanno frequentato il nautico e che si sono diplomati insegnano nella stessa scuola, e questa ce la dice lunga sull'offerta formativa che abbiamo e sulla possibilità di entrare subito nel mondo del lavoro. Il corso serale, all'interno del corso serale abbiamo l'agrario e anche l'enogastronomico, quindi chi vuole rientrare nel circuito formativo può rientrare e può prendere il diploma e quindi mettersi nel lavoro riguardo anche a fare il cuoco, oppure nell'agrario, che qui abbiamo in Sicilia, ci sono molti terreni e quindi subito hanno la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro. Abbiamo avuto un notevole afflusso sia negli altri giorni che stamattina, siamo alla conclusione dell'Open Day e speriamo che decidano bene per il loro futuro e per il loro successo formativo ai giovani. La scuola è sempre disponibile a tutta l'assistenza possibile, essendo le iscrizioni fare online, ma voi avete una segreteria attiva? Sì, abbiamo una segreteria efficientissima, è aperta anche oggi, quindi chi non vuole iscriversi a casa online ha tutto il supporto per l'iscrizione online, ma la scuola supporta tutti i ragazzi. Consideri che noi abbiamo moltissimi ragazzi che vengono a scuola accolti della diversa abilità, che si trovano con un progetto di inclusione vasto, non più di integrazione, e quindi abbiamo circa 67 frequentanti con diversamente abili. L'Istituto Gallo di Agrigento ha accorpato nello scorso anno anche l'Istituto Tecnico-Tecnologico Brunelleschi, dove abbiamo 4 indirizzi del settore tecnologico. I 4 indirizzi del settore tecnologico sono il classico geometra, l'indirizzo che c'è sempre stato nel nostro istituto, e quindi il costruzione ambiente e territorio, e 3 indirizzi che negli ultimi anni hanno avuto e dato la possibilità a molti ragazzi di trovare lavoro subito dopo la fine del percorso di studi. I 3 indirizzi di studio di nuova generazione sono il meccanica, meccatronica ed energia, il perito agrario, agroalimentare, agroindustriale e ambiente, e l'indirizzo trasporti e logistica, che è possibile seguire sia nella sede di Agrigento, quindi a Calcarelle, che nella sede di Porto Empedocle. Cosa offre la scuola e cosa offre il diploma tecnico? Dà la possibilità ai ragazzi sia di mettersi direttamente nel mondo del lavoro in diverse aziende, sia pubbliche che private. Abbiamo diverse dimostrazioni di alunni diplomati nella nostra scuola che già lavorano in diverse aziende di una certa importanza a livello nazionale, sia la possibilità di affrontare il mondo universitario in qualunque università loro vogliano iscriversi. La nostra scuola è una scuola che permette ai ragazzi di toccare con mano quello che è l'attività professionale che poi andranno a fare una volta conseguito il diploma. Quindi questo ci permette di dare ai ragazzi una formazione anche di tipo laboratoriale. I ragazzi infatti, oltre a studiare teoricamente gli argomenti e le nozioni dei singoli indirizzi, il geometra, la meccanica, meccatronica ed energia, il perito agrario e il nautico, hanno anche la possibilità di fare le attività pratiche nei vari laboratori di cui la scuola è dotata. Gli sbocchi occupazionali per questa scuola, come dicevo, sono molteplici, dall'impiego pubblico al settore privato. Uno degli sbocchi occupazionali possibili è l'insegnamento, perché un ragazzo in possesso del titolo di diploma di perito, meccanico, geometra che sia, o perito agrario, può inserirsi nel mondo della scuola andando a fare quell'attività di insegnante tecnico-pratico che è richiesta proprio negli istituti tecnici e negli istituti professionali. Quindi si potrebbe ritrovare ad avere la possibilità di insegnare già subito dopo il diploma. Potremmo dire tutti gli sbocchi occupazionali che i nostri indirizzi danno ai ragazzi, ma consiglio ai ragazzi che si apprestano a fare la scelta per il prossimo anno nella scuola superiore di
cercare di essere curiosi, di capire quello che il territorio offre, e il territorio offre appunto la nostra scuola e i nostri settori del tecnologico. Un lavoro spendibile è quello dell'enogastronomia, dove i ragazzi, come stiamo vedendo qua in cucina, preparano tantissime cose. Sì, certamente. Oggi gli alunni si stanno prodigando per rappresentare il nostro istituto, per i ragazzi che arrivano dalla scuola secondaria, primaria scusate, e che si devono iscrivere all'istituto superiore, e quindi gli facciamo vedere effettivamente come operiamo, come lavoriamo nel nostro istituto, e quindi gli chiariamo un attimino quali sono le loro prospettive future di lavoro. Pausa adesso per la pubblicità, linea alla regia. E adesso appuntamento settimanale con il commissario dell'ASP di Agrigento, Mario Zappia. Ultimo appuntamento di gennaio per l'andamento del Covid nella nostra provincia. La situazione del Covid in generale è, diciamo, in miglioramento. Purtroppo la nostra provincia, dai dati DASO di stamattina, DASO è il Dipartimento regionale di attività sanitaria e osservatorio epidemiologico, la nostra provincia è la peggiore della Sicilia come numero di casi Covid. Però dal punto di vista della ospedalizzazione noi abbiamo in questo momento 10 pazienti in medicina a Ribera più 2 in terapia intensiva sempre a Ribera. Ovviamente a tutto questo, ma sempre, non solo da oggi, dobbiamo inserire le varie nuvole che sono state create nei nostri reparti, perché sapete bene che l'assistenza non è più concentrata solo negli ospedali Covid, ma è anche nei vari reparti, perché quelle patologie specialistiche vanno trattate anche per i pazienti Covid. E quindi il numero totale non è solamente quello di Ribera, ma a noi serve per poter capire i dati sulla pressione del virus nella nostra provincia. E ovviamente a conclusione di questo possiamo dire che continuiamo ad avere una situazione stabile, anzi leggermente in miglioramento. Abbiamo il più alto numero di nuovi positivi come provincia di Agrigento rispetto alla regione Sicilia, ma la situazione dei ricoveri non è mutata, anzi è leggermente migliorata. Quindi questi sono i dati. Ovviamente i tamponi, la positività dei tamponi continua a scendere, siamo arrivati al di sotto del 25%, mentre invece abbiamo raggiunto il picco negativo, cioè il record negativo di vaccinazioni settimanali, perché sono 276 vaccinazioni settimanali. Andiamo a Messina, dove si discute su come regolamentare la movida. Si sta lavorando per mantenere l'asticella alta sui punti fondamentali della sicurezza. Penso che le forze dell'ordine stanno facendo un ottimo lavoro, ma anche quello che è la somministrazione degli alcolici appunto ai minori, e anche gli orari della musica. Ecco, si sta lavorando insieme con la prefettura, con tutte le attività appunto di polizia, per cercare il modo di far convivere le due esigenze, sia quella di lavorare, quindi portare avanti delle attività commerciali, ma anche chi vuole giustamente riposare nelle proprie abitazioni. Anche perché è un settore che incide tanto nell'economia di una città come Messina. Ma sicuramente è un comparto dove c'è moltissime attività, con moltissimi dipendenti, e qui automaticamente tante famiglie che vivono sulla movida. Ecco, però secondo me, portando dei piccoli correttivi, alzando l'asticella anche di alcuni tipi di controlli, qualcuno che non recepisce bene diciamo, le leggi farà un passo indietro. È importante lavorare nella legalità, ma è anche importante avere delle ricadute occupazionali degne di questo nome, quindi riuscire a conciliare tutte le esigenze, quindi di una sana vivibilità, di una qualità della vita e anche una qualità della frequentazione, per ottenere questo risultato bisogna fare squadra, e quindi in questo senso io sono abbastanza soddisfatto del tavolo, anzi molto soddisfatto del tavolo, perché c'è uno sforzo comune per rendere diciamo, i luoghi belli
della città sempre più accoglienti e ovviamente più sicuri. Quindi in questo senso credo che siamo nella giusta direzione. Dobbiamo diciamo, impegnarci tutti per una sicurezza condivisa e anche per una qualità della vita condivisa. Ci sono delle idee che verranno messe poi diciamo, a disposizione ovviamente di questo tavolo da parte della Confcommercio e della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, magari anche di buone pratiche che hanno funzionato in posti diciamo, in città più grandi, e quindi diciamo, anticipare eventuali fenomeni che potrebbero diciamo, infastidire o il lavoro o la qualità della vita è sempre meglio che curarli. Quindi in questo senso noi ci faremo parte attiva e propositiva. Siamo adesso giunti alla pagina sportiva. Akragas, domani una gara sotto osservazione. Carmelo Lentini. Sarà il Casteldaccia del tecnico Marco Mineo a scaldare i muscoli dell'Akragas, che proviene dalla convincente vittoria esterna con la Nissa. Si tratta di una gara da attenzionare abbastanza anche per il precedente dell'andata, giocata al Fiorilli e che ha visto il Gigante andare sotto per ben 95 minuti. Poi in pieno recupero Pavisic regalò un insperato pari. Correva la quarta di andata e la compagine granata palermitana riuscì a sbloccare il risultato al quinto con una rete di Lapi. Non si dimentichi che con Casteldaccia milita il bomber assoluto dell'eccellenza A, vale a dire Fabrizio Monti, che ha sinora messo a segno 11 gol. A parte Caccetta, il cui rientro dovrebbe essere imminente, per il resto il tecnico Terranova può contare su una rosa abbastanza completa. C'è solo l'imbarazzo della scelta. Discorso diverso invece per la compagine granata palermitana, che dovrà fare a meno degli esperti difensori Mattia Spampinato e Benedetto Monforte, entrambi appiedati dal giudice sportivo. A dirigere la gara dell'Esteneto tra Akragas e Casteldaccia è stato chiamato Salvatore Azzolina di Caltanissetta, mentre i suoi collaboratori saranno entrambi della sezione di Catania. Si tratta di Salvatore Rubino e Salvatore Debole. Fischio d'inizio alle ore 15. Per quanto riguarda le altre agrigentine, il Pro Favara affronta al Brucoleri il Mazzara, che si trova in piena corsa playoff, mentre lo Sciacca gioca sul campo di Marineo contro il locale Oratorio. Quest'ultima gara sarà arbitrata da Flavio Giuseppe Bertolino di Trapani, mentre Pro Favara Mazzara e da Emanuele Waldman di Frosinone. Ma vediamo quali sono le gare in programma questa domenica. Akragas Casteldaccia, US Palermo Enna, Castellammare Resuttana, dove Gela, Nuova Città di Gela Don Carlo Misilmeri, Oratorio Marineo Unitas Sciacca, Parmonval Nissa, Pro Favara Mazzara e Mazzarese Leonfertese. Mister, domani all'Esteneto arriva il Casteldaccia, una delle squadre rivelazioni del campionato. All'andata finì 1-1, pareggio biancazzurro all'ultimo secondo. Domani che tipo di partita ti aspetti? La solita partita difficile, complicata, anche perché l'avversario è da attenzionare in maniera particolare. Un avversario che già all'andata ci ha dato qualche problema. Abbiamo raggiunto il pareggio solo nei minuti finali. Da quell'esperienza domani l'approccio deve essere importante, domani l'approccio deve essere da Akragas. Domani voglio rivedere già dall'inizio la squadra che ho visto per 6 mesi. Quindi mi aspetto una grande partita da parte del ragazzo, sono certo che lo faranno. La vittoria contro la Nissa all'ultimo respiro, quanta energia, quanta adrenalina vi ha lasciato dentro? Ci ha dato grande energia, questo devo essere sincero a dirlo. Ci ha dato energia, ci ha dato consapevolezza che l'Akragas è quella del secondo tempo di domenica e non quella del primo e quello della Coppa, quindi ci siamo rimessi subito sulla strada che ci deve portare al nostro obiettivo. Domani servirà un Akragas che giochi da collettivo o servirà la prestazione del singolo per spaccare la partita e portare a casa la vittoria? La mia convinzione è quella che il giocatore si deve mettere a disposizione della squadra, quindi non è la squadra che deve giocare per il singolo. Poi ci sono alcuni giocatori che per essere
motivati, devono essere cercati in maniera diversa, però quello è un altro discorso. Credo che l'Agregas sia sempre giocato da collettivo e domani, giocando da collettivo, può vincere la partita. Edi Mansur, domani gara casalinga per l'Agregas contro il temibile Casteldaccia, gara da vincere, i 3 punti sono obbligatori. Assolutamente, domenica dopo domenica dobbiamo portare i 3 punti a casa e dare sempre il massimo. La vittoria con la Nissa ci ha dato una bella energia, anche se è stata una vittoria al photo finish. Ma domani ci aspettiamo una gara tosta, una gara dura contro un avversario altrettanto tosto. E ci aspettiamo anche un grande pubblico che ci dia come sempre la forza e dimostra di essere sempre il 12° uomo in campo. Che Agregas servirà domani per portare a casa i 3 punti fondamentali per rimanere in testa al campionato? È una Agregas cattiva, che non cinica anche, che lotta su ogni pallone come facciamo sempre domenica dopo domenica. Ancora calcio, un servizio sulla partita del Licata che domani gioca in casa. Si giocherà domani al Dino Liotta di Licata la partita contro la Mariglianese. L'incontro arriva dopo la sconfitta della settimana scorsa al Massimino di Catania con la capolista. Il Licata Calcio attualmente è al 6° posto con 32 punti, in testa sempre il Catania con 51, a seguire il Locri con 37, la Mezzia Terme con 36, la Città di Sant'Agata con 35 e la Vibonese con 34. L'altra squadra agrigentina che milita sempre nella Serie D Girone I, l'altra squadra agrigentina presente nel Girone D Serie I è quella del Canicattì, sita all'8° posto con 26 punti, che se la vedrà con il Real Aversa fuori casa. Come sta andando qui a Licata? Come ti stai trovando? Mi sto trovando molto bene, è un bel campionato, una bella squadra e speriamo vada tutto per il meglio. Senti, c'è da pensare alla partita con la Mariglianese, che partita ti aspetti? Sarà una partita tosta, ci stiamo lavorando molto bene e speriamo che il risultato possa dare i suoi frutti. All'inizio della stagione ti aspettavi che Licata a questo punto dell'anno fosse così in alto in classifica? All'inizio no, ma non ce l'aspettava praticamente nessuno. Però andando avanti con gli allenamenti, con il duro lavoro, siamo riusciti ad arrivare fin dove siamo adesso, diciamo. La forza di questa squadra? La forza è il gruppo, il lavoro, lavoriamo molto bene durante la settimana, siamo molto concentrati la domenica e proviamo a vincere tutte le partite. Facendo un passo indietro, la sconfitta di Catania era prevedibile, pronosticabile, forse passivo troppo pesante? Eravamo un po' spaventati, diciamo, secondo me, per come siamo entrati in campo, però loro sono sempre il Catania, ci sarà un perché se hanno più di 50 punti, sono primi. Abbiamo provato a dare tutto noi stessi, siamo usciti sconfitti, però ci rimbocchiamo le maniche e siamo pronti ad andare avanti. Quanto è importante l'apporto del pubblico qui al Dino Liotta e comunque consolidare il fortino di casa? Molto importante, i tifosi sono il 12° uomo in campo e più sono e meglio è per noi. Leonardo, hai toccato quota 6 gol in campionato, è arrivata anche la rete al Massimino, una bella soddisfazione, una bella emozione. Che cosa hai provato? Ce lo puoi descrivere? No, all'inizio quando è arrivata la palla non mi aspettavo che arrivasse a me, appena entrata è stata un'emozione, anche se perdevamo era meglio una vittoria. Sinistro sotto l'incrocio, hai pensato così? No, proprio no, pensavo di segnare anzi con il destro, se dovevo segnare. No, il gol non mi aspettavo neanche che veniva a Catania, ma è stata una bellissima soddisfazione. Spero ci saranno altre occasioni pure per fare altri gol. Quindi. Senti, 6 gol non sono pochi a questo punto della stagione. Il gol fino ad ora che ti è piaciuto di più? Quello con il Castrovillari. Perché? È stato al volo, neanche l'hanno ripreso, peccato, ma questo è, tutti. Sì, è stato il gol più bello per me. Senti, archiviata la partita di Catania, ora c'è da pensare alla Mariglianese. Che partita ti aspetti? Sarà una partita molto difficile, perché vengono anche loro da una sconfitta e quindi
non ci dobbiamo cullare che sono gli ultimi in classifica. Bisogna ringraziare i tifosi che fino ad ora sono stati sempre vicini alla squadra, vi hanno sostenuto incessantemente e ci sarà bisogno di loro anche domenica. Vuoi fare un appello? Beh, spero che verranno tanti tifosi che ci daranno anche la carica per cercare di vincere la partita di domenica. E concludiamo con la quarta giornata del girone di ritorno del campionato di eccellenza, la Pro Favara in casa contro il Mazzara. Giuseppe Moscato. Torna tra le mura amiche dello stadio Broccoleri la Pro Favara, dove domani incontra il Mazzara per la quarta giornata del girone di ritorno del campionato di eccellenza. Questa mattina il tradizionale allenamento di rifinitura da parte di mister Catalano per testare gli ultimi suoi uomini e cercare di portare in campo domani la migliore formazione possibile. Una compagine molto unita, uno spogliatoio galvanizzato per le ottime prestazioni che la società giallo-blu sta portando avanti soprattutto in quest'ultimo periodo. Domani un appuntamento importante con il Mazzara che sta qualche punto al di sotto della Pro Favara, terza in classifica, alle spalle di Enna e Akragas che conducono il girone. Ma sentiamo le ultime novità direttamente da mister Catalano. Il punto devo dire che è abbastanza positivo, abbiamo lavorato bene questa settimana e sono abbastanza soddisfatto di quello che abbiamo svolto, di quello che siamo riusciti a fare e siamo pronti per questa partita di domani che è una partita difficile. Mazzara poco sotto di noi? Assolutamente, è uno scontro diretto, è una squadra che è lì, che gioca un posto per i playoff come ce lo giochiamo noi, una squadra che sta facendo abbastanza bene e quindi verrà qua con l'intenzione di fare risultato positivo, ma d'altra parte noi dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto fino adesso, anche se devo dire che domenica abbiamo pareggiato una partita che ci può anche stare perché credo che abbiamo fatto di tutto per vincerla, poi non ci siamo riusciti, però abbiamo dato continuità ai risultati fatti fino adesso e adesso giochiamo in casa e dobbiamo a tutti i costi fare punti importanti. Indicazioni date dall'ultimo allenamento mattutino? Ma le indicazioni che i ragazzi riescono a darmi sono sempre positive, si allenano abbastanza bene, quindi non ho nulla che ridire con loro, anzi devo dire che c'è tanta rabbia per quanto riguarda il risultato di domenica e quindi vogliamo ritornare di nuovo alla vittoria. Formazione tipo? Ma sono tutte a disposizione, domani mattina sceglierò gli 11 che andranno in campo. Bene, era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e a tutti voi l'augurio di un buon fine settimana.